Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Appalti truccati in sanità, spunta un nuovo filone di inchiesta su Cuffaro, finito ai domiciliari, altri accertamenti su una comunità terapeutica psichiatrica e il centro per la formazione degli operatori sanitari di Caltanissetta. 21 indagati a Caltanissetta per indebiti redditi di cittadinanza, tra loro anche 3 agenti della Polizia Municipale e un dipendente comunale. Carceri, a Messina detenuto muore durante il trasporto in ospedale, aperta inchiesta a Palermo e Augusta, aggrediti agenti di polizia penitenziaria. A Catania, dopo l'incendio doloso, la Pestalozzi si rialza, gara di solidarietà per ripristinare la biblioteca, doppi turni per gli alunni. Sanità, prima casa di comunità dell'ASP di Palermo, inaugurata a Godrano. Realmonte, la villa romana di Durueli si rivela molto più grande. Le nuove campagne di scavo portano alla luce strutture e ambienti termali che riscrivono la storia del sito. Calcio, big match dei rossazzurri al Massimino, il Catania capolista domani aspetta il Crotone e punta a mantenere il primato. Situazioni diverse per Trapani e Siracusa, gli aretusei sabato ospiteranno il Foggia in un autentico spareggio salvezza, in casa Granata a preoccupare sono le vicende extracampo. Bentrovati, c'è un nuovo filone di inchiesta in quello che è stato definito il sistema Cuffaro in sanità. Altri accertamenti riguarderebbero una comunità terapeutica psichiatrica e il CEPAS, il Centro per la Formazione degli Operatori Sanitari di Caltanissetta. Ma il GIP ha escluso questo filone dalle sue valutazioni, almeno per il momento. Manlio Viola. Non è ancora finita e altre cose emergeranno. 2 settimane fa o poco più il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, lo aveva detto in modo chiaro, lasciando intendere che le inchieste sulle gare che si presume siano state truccate non sono ancora note nella loro interezza e ci sono altri capitoli di questa vicenda da scoprire. Parole profetiche o forse troppo bene informate da ambienti probabilmente di magistratura. Fatto sta che alla fine di novembre, dopo che si erano conclusi gli interrogatori preventivi, la procura avrebbe depositato altri incartamenti indicizzati come esiti di ulteriore inchiesta riguardante la formazione professionale degli addetti al sistema sanitario. Questo filone di inchiesta riguarderebbe una comunità terapeutica psichiatrica e il CEFPAS, il centro regionale di alta formazione in sanità che sorge a Caltanissetta. La prima è una comunità sovvenzionata dalla regione, il secondo un ente che si vuole regionalizzare in toto. Dell'esistenza di questo filone si apprende dall'ordinanza del GIP che, nel rigettare la richiesta di sequestro preventivo di beni che la procura aveva avanzato nei confronti di Totò Cuffaro, cita questo supplemento di indagine solo per dire che non rileva su questa inchiesta, anche se portato a supporto, perché la difesa non è ancora a conoscenza di questi atti e non ha potuto spiegare come prevede la legge. Di fatto però c'è un altro filone di indagine e, con un modo di procedere ormai consolidato, l'accusa tenta di usare ogni atto sottraendolo al contraddittorio in questa fase, procedendo insomma come la legge permetteva fino a prima dell'ultima riforma. A Caltanissetta 21 persone sono finite sotto la lente della magistratura per aver messo in piedi un sistema per intascare indebitamente il reddito di cittadinanza, tra loro anche 3 agenti della Polizia Municipale e un dipendente comunale. Rita Cinardi. Un presunto sistema di residenze fantasma creato per intascare indebitamente il reddito di cittadinanza è quanto scoperto dalla squadra mobile di Caltanissetta, che ha smantellato un vero e proprio circuito messo a punto per ottenere sussidi illegalmente. 21 gli indagati finiti nel mirino dei poliziotti, tra cui 3 ispettori della Polizia Municipale, un dipendente dell'anagrafe comunale e la titolare di un'agenzia di disbrigo pratiche. Secondo l'accusa sarebbero stati orchestrati falsi contratti di locazione, dichiarazioni mendaci, accessi abusivi ai sistemi informatici del comune per costruire residenze mai esistite, un meccanismo che, stando alla procura, avrebbe consentito a diversi richiedenti di superare i controlli e ottenere il sostegno economico. Gli ispettori municipali avrebbero attestato verifiche mai avvenute, mentre il dipendente comunale, sempre secondo gli investigatori, avrebbe registrato nell'anagrafe persone che in quegli immobili non avevano mai vissuto. L'agenzia privata invece avrebbe fornito la documentazione necessaria a rendere credibile l'intera operazione. L'inchiesta ipotizza un ventaglio di reati, dalla falsità materiale ideologica all'uso di documenti falsi fino al favoreggiamento e all'abuso d'ufficio, un giro di carte e dichiarazioni costruito per trasformare appartamenti inesistenti in residenze di comodo.
Era uno psicoterapeuta ed ex assessore alla famiglia della regione siciliana. Adesso è stato condannato in appello per violenza sessuale aggravata su minorenne. Si tratta di Paolo Colianni. Sentiamo Lorena Dolci. Una condanna pesante, maggiorata rispetto al primo grado e senza il riconoscimento delle attenuanti. Non ha fatto sconti la Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale Paolo Colianni, psicoterapeuta ed ex assessore regionale alla famiglia. Vittima delle sue attenzioni morbose una ragazzina di 14 anni. Il segreto è venuto a galla, come spesso accade, in un'aula di scuola. È stata un'insegnante che ha colto il malessere della ragazzina, consentendo l'avvio delle indagini. La condanna in primo grado a 5 anni e 4 mesi è stata impugnata dalla Procura di Enna, che contestava proprio la misura della pena e il riconoscimento delle attenuanti. Il processo ha ricostruito gli abusi avvenuti durante le sedute di psicoterapia, analizzando anche messaggi e foto che si erano scambiati. Tra le aggravanti contestate l'abuso di autorità, il tradimento della fiducia che dovrebbe instaurarsi tra un medico e la paziente, a maggior ragione se il professionista è uno psicoterapeuta alle prese con una 14enne. Oltre ad essere medico, Paolo Colianni è stato assessore regionale alla famiglia nel 2006. Durante il processo di primo grado l'imputato aveva reso dichiarazioni spontanee ammettendo i fatti. Colianni aveva versato un risarcimento provvisorio di 150.000 euro ai familiari, ma la Corte ha deciso che il danno sarà quantificato in sede civile. A Messina un detenuto è morto durante il trasporto dal carcere di Gazzi all'ospedale dopo essersi sentito male. Aggressioni in carcere ad agenti invece a Palermo e Augusta. Francesco Triolo. È morto durante il trasporto d'urgenza dal carcere di Gazzi al pronto soccorso. Adesso, sulla tragica fine di un detenuto, Nunzio Filiberto, 53 anni, deceduto lo scorso 1° dicembre, la Procura della Repubblica di Messina ha aperto un'indagine. A presentare una denuncia è stata la moglie, assistita dagli avvocati Rosaria Achille e Giuseppe Bonavita, con la quale chiede che vengano accertate eventuali responsabilità. A gestire il fascicolo d'inchiesta è la sostituta procuratrice Liliana Todaro e al momento l'indagine contro ignoti con l'ipotesi di omicidio colposo. L'uomo si era sentito male poco prima dell'arresto e dopo le sue condizioni di salute critiche avevano imposto il ricovero al policlinico, avendo avuto 2 infarti per i quali era stato necessario anche un intervento chirurgico. Il magistrato ha già affidato l'incarico al medico legale per procedere all'autopsia sul corpo dell'uomo, una vicenda venuta alla luce proprio nei giorni in cui si sono registrati altri 2 episodi di violenza nelle carceri siciliane. A Palermo, a Lucciardone, 10 agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto nel corso degli incontri in sala colloqui. 8 agenti sono stati medicati all'ingressia, mentre altri 2 sono stati portati al pronto soccorso di Termini, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. Ad Augusta invece un detenuto ha versato olio caldo addosso ad un agente di polizia penitenziaria. A denunciarlo la segreteria provinciale dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. Il poliziotto è stato medicato, la sua prognosi è di 10 giorni. A Catania un uomo ubriaco alla guida di un'auto è finito contro i pali di protezione della zona pedonale di Vietnea e della vicina piazza Università, dove sono state allestite le bancarelle per il mercatino di Natale. La vettura, che procedeva a bassa velocità, è rimasta incastrata e il conducente è stato bloccato dal personale delle volanti e la questura. L'uomo avrebbe agito sotto l'influsso di alcolici. Restiamo a Catania. La Pestalozzi, dopo l'incendio doloso, si rialza. Da ieri doppi turni per garantire le lezioni agli alunni del plesso distrutto dall'incendio. Intanto prosegue la gara di solidarietà per ripristinare la biblioteca. Tonino De Mano. Ad una settimana dall'incendio che a Catania ha devastato la biblioteca rendendo inagibile chissà per quanto un piano dell'Istituto Comprensivo Pestalozzi di Viale Seneca, prosegue la gara di solidarietà che sta coinvolgendo tutti, dalle istituzioni alla gente comune. Non si ferma un attimo la dirigente scolastica Elena Di Blasi, che passa da un plesso all'altro per garantire lezioni e soprattutto serenità. Sono iniziati i doppi turni, quindi i bambini, i ragazzi di Viale Seneca, del plesso centrale, il pomeriggio frequenteranno il plesso di Viale Nitta. Ci tengo a precisare che questo è stato possibile non solo grazie a tutta la riorganizzazione interna, e quindi un ringraziamento a tutto il personale docente ATA della scuola e alle famiglie che hanno ben compreso, ma anche al Comune che ci ha dotato di illuminazione esterna
perché i bambini usciranno alle 7 di sera, e soprattutto con l'accensione dei termosifoni in orario pomeridiano. Mentre gli studenti sono stati ricollocati, si lavora per il futuro. L'obiettivo è riaprire la biblioteca. La città si è mossa, avete avuto attestati di solidarietà ovunque. Esatto, libri e non solo, da parte di privati cittadini, di altre scuole, di associazioni del territorio, ma anche un aiuto fattivo nella realizzazione di una raccolta fondi istituzionalizzata. Autori sono i nostri amici di Teach for Italy. Il 2 febbraio c'è un evento e questo evento finanzierà anche cosa? Tutto il ricavato del concerto che si terrà il giorno 2 febbraio, autori carabinieri che terranno questo concerto al Teatro Massimo Bellini, verrà tutto devoluto per la ricostruzione della scuola. Intanto proseguono le indagini per risalire agli autori del raid incendiario. La telecamera che vedete potrebbe fornire elementi utili agli investigatori. Resta da capire cosa e perché abbia spinto i piromani ad incendiare la biblioteca, peraltro intitolata alla piccola Alessia, morta di leucemia nel 2023. E dopo il telegiornale a Sicilia 24 Focus si continuerà a parlare della scuola Pestalozzi, ma anche della Manzoni Dina Clarenza. Un bambino affetto dalla sindrome dell'autismo è stato sospeso e poi riammesso per aver toccato accidentalmente una compagna di classe. Giusy Lazzara ne parlerà appunto oggi con Elena Di Blasi dell'Istituto Pestalozzi ed Enrico Orsolini, presidente dell'associazione Autismo Oltre. Per quanto riguarda Catania abbiamo una notizia: il sindaco Enrico Trantino con un proprio provvedimento ha assegnato la delega di vice sindaco all'assessore Massimo Pesce. E adesso andiamo a Palermo, dove l'ASP ha aperto la prima casa di comunità a Godrano, questo per permettere ai residenti di questa cittadina di poter usufruire dei servizi di assistenza territoriale. Sentiamo Marco Gullà. Da oggi Godrano, paese in provincia di Palermo, ha la sua casa della comunità, la prima realizzata dall'ASP di Palermo con fondi del PNRR, un presidio territoriale che rappresenta uno dei cardini della nuova rete di prossimità. Una sanità territoriale più accessibile e che permetterà agli abitanti di Godrano di non percorrere tanti chilometri anche per una semplice visita di controllo. Ci avviamo verso un nuovo modello organizzativo di un'offerta sanitaria di prossimità per un accesso più diretto e immediato alle esigenze degli utenti. Con questo modello organizzativo che si comincia a realizzare oggi, noi intendiamo dare un supporto maggiore di vicinanza alle esigenze di cronicità, ma anche essere più immediatamente disponibili per qualsiasi tipo di bisogno. Per la mia comunità e il nostro territorio l'apertura di questa casa di comunità rappresenta un punto essenziale per i nostri cittadini, perché molti cittadini si spostavano in città ad andare a fare le visite, mentre oggi con la casa comunità saranno aperti diversi servizi, diversi poliambulatori, e quindi i cittadini anziché spostarsi avranno l'opportunità di fare le visite ai locali. Nel territorio provinciale l'ASP di Palermo ha già completato i lavori di ristrutturazione di altre 7 case della comunità a Ventimiglia, Valle d'Olmo, Cerda, Cinisi, Monreale, Capaci e Alimena, che una volta ultimati gli allestimenti saranno a breve fruibili dagli utenti. Parliamo adesso di politica. Tra scandali, inchiesta e sfiducia disinnescata contro Schifani, la Commissione Bilancio dell'Ars approva la finanziaria regionale che arriverà in aula nei prossimi giorni. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno abbandonato la riunione. Luca Ciliberti. La politica siciliana, travolta dalle inchieste, prova a reagire. In Commissione Bilancio all'Ars è stata approvata la manovra di stabilità che sarà incardinata in aula la prossima settimana, come sempre non senza tensioni. I lavori sono stati interrotti bruscamente perché l'opposizione di PD e Movimento 5 Stelle hanno protestato contro la maggioranza per via della velocità dei lavori, frutto dell'accordo tra i gruppi politici di centrodestra. Tra le norme approvate, quella che riguarda gli incentivi per spingere i cittadini stranieri a prendere la propria residenza in Sicilia, il cosiddetto modello Portogallo, per contrastare lo spopolamento. Stanziati poi 10 milioni di euro per far fronte ai dazi, via libera anche a 1 milione di euro per iniziative contro il disagio sociale, 1 milione per la progettazione del nuovo centro convegnistico Le Ciminiere di Catania e 10 milioni alla CRIAS, suddivisi equamente per le imprese artigiane e per le imprese agricole. Nella misura sono previsti anche i sostegni all'occupazione stabile nel settore privato tramite la concessione di un contributo a fondo perduto per i nuovi assunti, sono previsti 150 milioni l'anno per i prossimi 3 anni, e poi incentivi
incentivi per assunzioni legati a nuovi investimenti, 150 milioni di euro nel triennio, vale a dire 50 milioni per ciascuno dei 3 anni. Tra le altre misure approvate 15 milioni per la pulizia di strade trasformate in discariche abusive e altri 4 per la ristrutturazione dei beni confiscati. Tra i gruppi politici poi c'è fermento. Il Mondo DC, dai deputati regionali ai riferimenti nei comuni, dopo lo scandalo e l'arresto di Cuffaro sembrano dialogare con altri partiti. Si guarda all'UDC di Decio Terrana e a Grande Sicilia di Raffaele Lombardo. Con la manovra in aula si comprenderanno meglio i veri equilibri. Adesso una breve pausa, poi andremo a scoprire nuovi scavi della villa della Valle dei Templi, la villa romana, e sentiremo anche un'intervista agli attori Pio e Amedeo, campioni di incassi in questo momento con il loro film Oi vita mia. A tra poco. E parliamo di cinema. Il loro film Oi vita mia sta sbancando i botteghini a campione di ingasso. Oggi con noi gli attori protagonisti Pio e Amedeo. Li ha sentiti con questa intervista Eva Spampinato. Questo casino qua è crollato una parte del tetto della sala comune. A te! Pio Amedeo, in questo momento siete campioni di incassi, lo sapevate? Ci dicono che si dice così, no, ci fa specie, veramente, siamo molto emozionati e lusingati e grazie a tutto il pubblico che sta andando copioso al cinema. Quindi no, ma questo significa solo una cosa, che alla gente sta piacendo questo film che abbiamo fatto, che è un po' la paranoia di quando fai un prodotto, soprattutto per questo nuovo prodotto che è il nostro primo prodotto alla regia, il nostro primo film alla regia. Lui c'ha un piano libero alla casa di riposo per anziani. Oh, ma che stai dicendo? Ma che veramente? I drogati da me? Dicono no, devi fare questa strategia di marketing. Una strategia c'è, che poi non è una strategia, è il passaparola, quindi se la gente va, ne parla, a noi fa molto molto piacere. Poi ce n'è anche un'altra, se mi posso permettere, è quella di far ridere e in questo caso magari far anche riflettere, toccare il cuore. Ma abbiamo fatto un film dove si parla anche dei pesetti che cadono nella vita, perché nella vita di tutti i giorni poi ci sono le cose divertenti, le cose che fanno ridere, sorridere, ma poi ci sono anche delle cose difficili da affrontare. Cioè, noi analizziamo la quotidianità, noi siamo ossessionati dall'essere credibili e nella vita di tutti ci sono gioie e dolori. Quindi noi passiamo continuamente in questo film da risate, sì, grazie, e scorrettezze, sì, il nostro mondo e tutto, ma a grandissimo c'è un lato umano affrontato anche dalla presenza di Lino Banfi, che ha un ruolo di un malato di Alzheimer, quindi affrontiamo anche il tema dell'Alzheimer. Riprende tutto quello che gli succede, così non si dimentica. Numero 3! Che numero c'ho io? Il 4. 4! Il 3, ricordati il 3. Ma se non ti ricordi... Se non ti ricordi non me lo dire. È una delle protagoniste, Esther Pantano, e ci sono delle scene molto esilaranti con Esther che si è prestata anche ad un ruolo inedito anche per lei, perché mettersi ad interagire con dei comici non è mai facile, bisogna avere i tempi comici, bisogna essere bravi. Infatti quando Esther è molto brava, non brava, molto brava. No, proprio per stare con noi a un certo punto, siccome non devi stare bene per stare a parte questo, cambiamo le cose, guarda che noi le cambiamo tanto. Chi ci serve una paziente, chi sono pazienti siciliani, va bene a prescindere, quindi siamo partiti dalla pazienza e poi dalla bravura, che è incredibile. E adesso vi parliamo di una scoperta straordinaria avvenuta a Realmonte. La villa romana di Durrueli si rivela molto più grande e complessa e i nuovi scavi infatti rivelano nuove aree termali. Sentiamo Davide Sardo. Una scoperta che riscrive la storia della Sicilia antica. La villa romana di Durrueli, affacciata sulla costa di Realmonte, accanto alla Scala dei Turchi, si mostra oggi più grande e articolata di quanto avessimo immaginato. Le ultime campagne di scavo, frutto della collaborazione tra Parco Archeologico della Valle dei Templi e Università di Catania, hanno rivelato nuove aree e dettagli straordinari. Abbiamo individuato in particolare degli ambienti dei vani caldi, dove si conservano in maniera eccezionale tutti i sistemi di riscaldamento dei vani, quindi le sospensure, le pile che costituivano appunto le intercapedini, il passaggio dell'aria calda che consentiva di riscaldare questi vani. Le strutture termali della parte nord del complesso offrono ora uno sguardo unico sulla vita quotidiana nell'antica Roma.
proseguono le attività di indagine che già avviate l'anno scorso, che ci hanno permesso di delineare una storia della villa molto più complessa di quella che già gli scavi degli anni 80 del secolo scorso avevano delineato, con fasi di frequentazioni, riprese, riutilizzi, quindi fino in età tardoantica, che erano poi in realtà rimasti un po' all'oscuro nelle indagini precedenti. Durrueli conferma il suo ruolo di gioiello archeologico della Sicilia tra storia, arte e mare, e le sorprese, dicono gli esperti, sono appena iniziate. Bene, adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania capolista domani aspetta il Crotone al Massimino, l'anticipo vale la possibilità di continuare la corsa al comando. Out Donnarumma, Raimo recupera per la panchina. Marco Carli. Lunedì la notizia del primato solitario in classifica, venerdì l'appuntamento successivo non di poco conto con il Crotone, ma di fronte al grande pubblico del Massimino, tornato fortino rossazzurro. La corsa del Catania continua a gran ritmo, 4 giorni di lavoro, la convinzione sempre più evidente di essere un gruppo solido che non deve sottovalutare nessuno, ma nemmeno averne paura. Il Catania di avvisi ai naviganti, cioè alle avversarie dirette, ne ha già dati tanti, ma ovviamente non bisogna fermarsi. Noi bisogna fare la partita importante per venire a capo di questa e sono convinto di allenare questo aspetto mentale, di essere ogni partita importante, perché arrivare a prescindere dall'avversario ai momenti del campionato. Ci sono dei momenti e momenti, questo è un momento del campionato dove devi spingere sull'acceleratore. Le scelte: out Donnarumma a sinistra, a centrocampo potrebbe andare Lunetta, con Quaini che torna in mezzo per la squalifica di Di Tacchio, Allegretto ancora dietro, recuperato Raimo per la panchina. Dobbiamo fare tutti insieme, i 16 che saranno chiamati in causa, una grande prestazione, perché è un momento, è una partita, non dico decisiva, ma è un passaggio importante che, se vuoi dare continuità, rimanere in testa fino alla sosta, perché quello è l'obiettivo che ci siamo posti e vogliamo riuscirci. Catania-Crotone sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live con i collegamenti dal Massimino a partire dalle 20. A fine gara le interviste in anteprima. Situazioni diverse per Trapani e Siracusa. Gli aretusei sabato ospiteranno il Foggia in un autentico spareggio, mentre i Granata andranno a Salerno, ma sono le vicende extracampo a tenere banco. Francesco Triolo. È probabilmente ciò che sta accadendo fuori dal campo a Trapani a preoccupare più della prossima partita in casa della Salernitana. L'eventuale penalizzazione di altri 8 punti e l'inchiesta sui contributi della regione sono 2 macigni con i quali fare i conti in questi giorni. Sul fronte squadra Ronica ha la necessità di recuperare almeno una parte dei 7 indisponibili di domenica scorsa contro il Monopoli. Nelle prossime ore si avrà un quadro più completo dopo l'allenamento, ma l'incrocio di domenica tra Trapani e Salernitana potrebbe presto ritrovarsi anche sul mercato, perché nella lista di Daniele Faggiano per la finestra di gennaio ci sarebbe anche il capitano dei Granata Giuseppe Carriero. La Salernitana contro il Trapani avrà a disposizione anche Longobardi e il tecnico Peppe Raffaele. Potrebbe anche cambiare modulo schierando proprio l'ex del Rimini. È un bivio importante quello che sabato affronterà invece il Siracusa. Al De Simone arriva il Foggia in quello che è un autentico scontro diretto. I pugliesi con la vittoria contro il Cosenza hanno superato in classifica gli aretusei, che hanno l'opportunità del controsorpasso. C'è fiducia nel gruppo di Marco Turati nonostante l'ultima battuta d'arresto di Caravaggio contro l'Atalanta. Il tecnico lombardo recupera Zanini e Valente ma perde Molina per squalifica. Potrebbe tornare nella lista dei convocati dopo 6 mesi di assenza per infortunio Giuliano Alma. Al De Simone si preannuncia un pubblico consistente con la presenza di un centinaio di tifosi ospiti. Il basket a Trapani sta vivendo un momento molto difficile. I tifosi Granata chiedono chiarezza sul futuro della Trapani Shark, e questo dopo le dimissioni presentate dal coach, che però non sono state accettate dal club. Per ulteriori dettagli sentiamo Laura Spanò.
Caos basket a Trapani dopo la notizia confermata delle dimissioni da coach di Yasmin Repeja, dimissioni che il patrono Antonini però ha respinto. Repeja nella conferenza stampa dopo la vittoria contro Reggio Emilia aveva apertamente detto dei problemi sofferti di riflesso dal quintetto. Alla notizia dell'assenza del coach croato si aggiunge anche quella che il capitano Alibegovic è stato messo fuori rosa e i tifosi preoccupanti per il destino del club ieri sera si sono radunati davanti al Palasciac chiedendo chiarezza anche in merito alle voci alimentate dallo stesso patron di un possibile disimpegno della proprietà e per la tenuta del progetto sportivo. Presente il direttore sportivo Valeriano Dorta. Capisco che magari il termine ridimensionamento può aver un po' portato a pensare che debba essere per forza ad avere una squadra meno forte. Non è così, ci sono delle strategie che vengono adottate anche dal punto di vista della costruzione della squadra e quindi se abbiamo la possibilità di poterla aggiustare e ridimensionare dal punto di vista del budget è una cosa che la facciamo, ma sempre tenendo presente che le nostre ambizioni sono quelle e non vogliamo assolutamente modificarle. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.